Il sindaco della città Franco Miccichè assicura attraverso un videomessaggio che la situazione all'ospedale di Agrigento è sotto controllo, non ci sono focolai, che i casi rilevati sono a macchia di leopardo e all'esterno della struttura. Da 28 posti si è passati a 37 attuali e si arriverà in tempi brevi a 80 come promesso dall'assessore alla sanità Razza. Per ciò che riguarda le scuole, il Viale della Vittoria e quella del villaggio Mosè verranno notificati. I migranti minori al centro accoglienza al termine della quarantena e dopo i tamponi effettuati verrà chiuso come concordato con chi di competenza. Il sindaco ha poi parlato della vecchia e nuova povertà. La settimana prossima verranno distribuiti buoni pasto per circa 300.000 euro. Quindi si è soffermato anche sulla potatura degli alberi. 3 nuovi casi oggi, di cui uno ricoverato, 4 guariti e 2 ahimè deceduti. In totale abbiamo 69 casi, 2 in meno rispetto a ieri, di cui 64 in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, 5 ricoverati in ospedale. Questo vuol dire che l'ospedale di Agrigento ha la capacità di poter accogliere pazienti positivi Covid. Infatti, confrontandomi proprio oggi con il direttore sanitario dell'ASP, ho appreso già che dai 28 posti siamo passati a 37 posti e a giorni arriveremo a quei famosi 80 posti di degenza ordinaria promessi dall'assessore regionale alla sanità. Ci siamo confrontati anche per eventuali criticità, così come era stato detto, era stato scritto. Non abbiamo invece all'interno dell'ospedale dei focolai, perché quei casi di positività che abbiamo all'interno dell'ospedale sono casi a macchia di leopardo e sono contagi avvenuti all'esterno e non all'interno dell'ospedale stesso, sia per quanto riguarda i pazienti che per quanto riguarda i dipendenti. Quindi adesso vi darò delle notizie su quello che ho fatto, o meglio che abbiamo fatto io e la mia giunta in questi giorni, per tranquillizzare un po' la cittadinanza sulle attività svolte. Iniziamo dalle scuole. Per quanto riguarda le scuole, ci sarà la chiusura di 2-3 giorni della scuola Luicella del Viale della Vittoria e della scuola dei Cosmi del villaggio Mosè. Verrà fatta la sanificazione di queste 2 scuole. Parliamo dei migranti minorenni, i minori che sono alloggiati presso il centro di accoglienza La Mano di Francesco del Viale Cannatello. Mi sono confrontato già da diversi giorni con Sua Eccellenza il Prefetto, ho affrontato il problema con i miei colleghi, ho preso la decisione, sempre concordata con la Sua Eccellenza il Prefetto, che a fine isolamento, a fine quarantena di questi migranti, dopo aver somministrato il tampone, questi verranno trasferiti e il centro, ho deciso, verrà chiuso. Quindi voglio rassicurare la mia cittadinanza che il centro a fine quarantena verrà chiuso. Questo perché ho meditato, ho studiato e ho concordato anche con chi di competenza senza tralasciare nessun particolare. Parliamo ora della vecchia e nuova povertà. Abbiamo visto, abbiamo saputo che l'economia agrigentina ormai è allo stremo, però finalmente abbiamo messo su, dopo tanti sforzi, ma con tanta volontà, i servizi sociali che erano stati abbandonati per un po' di tempo. Vi comunico che la settimana prossima già verranno distribuiti i primi buoni pasto per un totale di 300.000 euro e nell'arco del mese di dicembre fino a Natale penso che altri buoni pasto per un importo di 600.000 euro riusciremo a distribuirli. Questo penso che sia una notizia importantissima perché non dobbiamo dimenticare in questo periodo chi realmente ha bisogno. Passiamo alla potatura degli alberi ad Agrigento. Ci si lamentava che gli alberi ad Agrigento non venivano potati da 10 anni. Si parla di decoro urbano. Ebbene,
Dopo 10 anni questi alberi vengono potati, alcuni al Viale della Vittoria per ora, altri in delle vie più periferiche. Una di queste è la Via Dante, che poi non è più una via periferica ma sempre è in centro città. La potatura non è stata fatta a casaccio, ci sono stati degli agronomi che hanno seguito e stanno seguendo queste potature. 2 linee diverse, 2 scuole diverse, ma diverse anche perché gli alberi non presentavano la stessa data di potatura.